Di euforia quindi da scongiurare, mi sembra di capire. Le sue sono le parole del buon padre di famiglia anche riguardo chiaramente i nostri investimenti. Ecco direttore, nel 2021 si è risparmiato di più, chiaramente ci siamo mossi di meno, abbiamo accantonato di più nei conti correnti, e quindi con i dati positivi che lei ci ha appena detto per il 2021, non è che credo che in questo 2022 adesso le famiglie inizino a sperperare, quindi i dati possono essere confortanti anche per il 2022 come diciamo così, come previsione Sì, per questi mesi. ma allora diciamo è corretto quello che il fenomeno che hai identificato è esattamente quello che abbiamo, a quello a cui abbiamo assistito negli ultimi 2 anni, perché soprattutto negli ultimi mesi dell'anno, sia nel 2020 che nel 2021, abbiamo assistito a un incremento dei versamenti, soprattutto volontari, abbastanza consistente. Considera, tanto per dirti, negli ultimi 2 mesi del 2021, dicembre e novembre, il fondo ha ricevuto versamenti per 15 milioni di euro, versamenti volontari. Se andiamo indietro di qualche anno la cifra era la metà, quindi è corretto così. Il punto qual è? Che c'è un nemico che pensavamo, come dire, scomparso, ma ogni tanto riappare. L'inflazione. Sicuramente hai visto la saga del Signore degli Anelli con il Sotto Natale e con ecco, questo occhio che ogni tanto si rifà vivo. L'inflazione ritorna e ritorna con una dimensione a cui non eravamo più abituati, o meglio, noi che siamo nati all'inizio degli anni 70, forse abbiamo qualche ricordo di bambino dell'inflazione, Sì. se sentivamo i giornali, i telegiornali Certo. dei primi anni 80. Io ho un vago ricordo di questo, assolutamente, ne parlavano i miei genitori, ma qui per il resto, parlavo con i miei colleghi ieri nati nell'83, non hanno mai visto l'inflazione, e parlare di inflazione attorno al 3, 4, 5, 6%, addirittura si pensa negli Stati Uniti a insomma, dimensioni di questo tipo, ci rimanda a un passato piuttosto lontano. Ecco, l'inflazione sappiamo che è il nemico numero uno del risparmio, Certo. quindi Perché i nostri tutto soldi il valgono di risparmio. meno, giusto? Cioè voglio dire, Naturalmente, certo, il potere d'acquisto viene eroso, chiaro. quindi se tu hai 100 euro oggi, fra un anno con quei 100 euro compri meno di prima, il tot per cento in meno di quello che potevi comprare qualche anno prima. E Quindi, quindi cerchiamo di investirli dove rendano, cioè per diminuire questa, logicamente, questo gap, certo, no? però ecco, assolutamente, se facciamo un paragone proprio con l'inizio degli anni 80 o anche gli anni 70, quando l'inflazione era anche a doppia cifra, all'epoca tuttavia avevamo i titoli di Stato italiani che avevano un rendimento anch'esso molto elevato, ahimè con danno per le future generazioni, perché questo poi ha significato un nuovo debito pubblico, ma rendimento elevato significava anche protezione, seppur parziale talvolta, del potere d'acquisto. Oggi sappiamo che i titoli di Stato italiani, il BTP di 10 anni rende l'1 e rotti per cento, quindi se tu hai un'inflazione del 3, eccoti che ti trovi, se vuoi investire a breve termine soprattutto a breve termine, perché lì i rendimenti del debito pubblico sono ancora più bassi, e a rischio contenuto, perdi potere d'acquisto. Questa cosa non c'entra soltanto col fondo pensione, è un tema generale legato al risparmio, per cui ecco, la pandemia ci ha fatto risparmiare di più, ci siamo trovati tutti quanti con un mucchietto di denaro magari mediamente più elevato rispetto al solito, ma questo mucchietto generato peraltro anche dalla crescita dei mercati finanziari indotta dalle politiche pubbliche, ricordiamocelo. Ecco che adesso c'è l'effetto collaterale, no? Tutta questa montagna di denaro che ha inondato il mondo economico e finanziario sta tramutandosi in rialzo dei prezzi. Vediamo se la cosa sarà temporanea, come molti sostengono, ma ormai sono diversi mesi che sostengono che questa cosa è temporanea, quindi noi cominciamo a non crederci più di tanto a questa temporaneità. E quindi come si fa a proteggere il proprio risparmio dall'inflazione? Non è facile, ma il fondo pensione magari rispetto ad altri strumenti ti dà qualche elemento in più. Intanto costa poco e quindi già quello è una sorta di rendimento in più che ti viene offerto rispetto a strumenti più costosi. Quindi primo non prenderle sarebbe il motto. Secondo, il fisco vantaggioso della previdenza complementare diventa in questa fase qua determinante. Ecco, questo è un tema interessante perché la legge di bilancio non ha toccato la fiscalità dei fondi pensione, quindi permane intatta il vantaggio fiscale, e se prima potevamo dire vabbè, insomma ci sono rendimenti buoni, il fisco è una cosa in più, adesso diventa una cosa decisiva di cui non dico che non si può fare a meno, ma che insomma diventa abbastanza
ecco, un peccato lasciarla lì, perché altrimenti davvero hai un rischio di erosione del tuo potere d'acquisto. Quindi portarsi a casa il vantaggio fiscale messo a disposizione dello Stato, se lo Stato non ti dà più rendimento sul BTP, almeno portati a casa il vantaggio fiscale. Il vantaggio fiscale ce l'hai nella previdenza complementare, questo quindi è importantissimo. Il terzo elemento, se vogliamo, di vantaggio della previdenza complementare rispetto ad altre forme di risparmio è il lungo termine, perché giustamente ti dici, allora dobbiamo andare in cerca di forme più remunerative se non posso ottenere nulla nel breve termine e sui titoli di Stato. Certo, questo è vero, però le forme più remunerative sappiamo che sono contraddistinte da maggiore volatilità, maggiore rischio, e non si può assorbire il rischio se tu non hai a disposizione tanto tempo davanti a te. Allora un ventenne o un trentenne che investe in un arco temporale di 20, 30, 10, insomma per tanti anni, può anche accettare di avere volatilità, alti e bassi dei mercati per avere in cambio un rendimento magari nel lungo periodo più alto. Diversa è la situazione di chi magari invece ha un orizzonte temporale più breve, quindi più di tutti, ecco, il fondo pensione si connota come lo strumento adatto a ospitare strumenti magari nel lungo termine remunerativi, volatili, ma che danno appunto soddisfazione. In un mondo difficile e perfettibile sicuramente, ecco quindi che il fondo ha le sue armi, insomma, da tirare fuori e da mettere a disposizione dei risparmiatori. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da CODIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.